Buongiorno a tutte e a tutti. Il tema sicurezza sul lavoro, se avete la volontà di andare a leggere quel capitolo, c'è un apparente ossimoro al suo interno, nel senso che noi a un certo punto scriviamo che c'è la consapevolezza della non negoziabilità del valore fondamentale delle norme e dei comportamenti atti a prevenire ogni situazione, anche potenziale di pericolo. Perché dico un ossimoro? Perché noi diciamo che la questione sicurezza non è negoziabile. Però non è negoziabile, il tema della sicurezza è negoziabile, anzi è da affrontare il tema di come si applica questo capitolo, perché i numeri sono preoccupanti e pertanto ovviamente noi pensiamo che non possiamo prescindere da un accordo, da un patto dove la questione della sicurezza non sia un tema che venga affrontato e in qualche maniera venga smontato anche della sua pericolosità. E rispetto a questo l'accordo è quello di provare a mettere in campo tutte quelle azioni atte a prevenire gli infortuni sul lavoro, ma io vorrei dire provare a mettere in campo uno scatto culturale sia delle aziende ma anche dei lavoratori, nel senso che bisogna da una parte pretendere che ci siano, e qua non esistono aziende grandi o aziende piccole, non esistono aziende sindacalizzate o aziende da sindacalizzare, ma esistono aziende con lavoratori al proprio interno che devono sostanzialmente sottostare a delle norme e a delle regole che tutelano la incolumità dei lavoratori. E rispetto a questo, lo scatto culturale passa attraverso la formazione e l'informazione dei lavoratori, passa attraverso la dotazione che viene messa a disposizione dei lavoratori, ma passa attraverso anche tutta una serie di interazioni anche con le istituzioni che devono sovrintendere a questo tipo di operazione. Ecco, rispetto a questo io credo che l'accordo che noi abbiamo trovato anche nella definizione dopo del capitolo sicurezza sia un accordo molto impegnativo e che debba in qualche maniera produrre dei risultati, io vorrei dire immediati, nel senso che noi non possiamo più permetterci i numeri che conosciamo sugli infortuni e soprattutto sugli infortuni gravi e anche quelli purtroppo mortali. E rispetto a questo abbiamo trovato, e dico una mia opinione personale, una piena disponibilità ad affrontare anche da parte di Confindustria, ad affrontare in maniera seria e in maniera esaustiva il tema, e non ho dubbi che riusciremo a mettere, come si dice in maniera brutta adesso a terra, una serie di azioni proprio per superare queste criticità.